Bici TV, buon saluto, siamo in sul museo de Bici, in questo bell'arco, come dovete vedere, bestindente meu Pablo Fernandez Pira, da Sanassone Bicicchesa, in seconda o terza generazione. In terza generazione, adesso disterrato in Argentina, su Manneddu e su che è partito, ma come non la chiamo spiegare da Isse, Vina Sosanno e così via. Noi siamo in grado di accompagnare il venezusardo, la pa fa che saldimanas in italiano, la pa fa che quindi Bici TV per questa via è data in italiano. Bene Pablo, partiamo subito dalla impressione che ti ha fatto, sei venuto altre volte, però il ritornare a Biti ti ha insomma fatto qualche, ti ha procurato qualche emozione? Buonasera a tutti, è piacere, sono molto emozionato, è la terza volta che sono a Biti, però in questa occasione ho conosciuto diversi posti che non avevo conosciuto prima, e quindi sono riuscito a farmi un'idea ancora più precisa, più completa dall'importanza di Biti e soprattutto a livello personale e della mia famiglia della città di Biti, quindi sì, veramente, anzi oggi ho visitato la casa natale di Michelangelo Pira che non la conoscevo, grazie all'associazione Signos, a Diego Asproni, e quindi sono molto emozionato, al di là che stamattina insieme alla cooperativa Istelai che ha curato un po' tutta la mia visita, sono stato qui al museo, ieri siamo stati a Romanzesu, al nuraghe vicino lì a Romanzesu, quindi abbiamo fatto veramente una Hai cercato le radici visita. anche quelle più profonde, insomma, di questo popolo. Esattamente, quindi molto emozionato veramente. Sei passato per caso nel tuo vicinato, diciamo così, quello che era il vicinato in cui sono vissuti i tuoi nonni? Sì, sono passato, oggi sono stato con la mia famiglia, siamo stati a pranzo con Giorgio, Lucrezia, Lina e Antonella, che sono i figli di Agostino Pira, che Agostino era cugino in primo grado di mia madre, e poi insieme a Giorgio siamo passati dal vicinato. La casa natale di mio nonno, ormai con il nubifragio purtroppo è sparita, mi ha fatto vedere proprio il posto, e quindi niente, solo sì, quello che rimane, insomma. Quello che rimane, però ce l'ho nel cuore comunque. Sì, infatti quello che rimane, diciamo, è quelle tracce, però nel profondo dei sentimenti ci sono tracce molto più forti, profonde, molto più forti. Ecco, tuo nonno Francesco, mi sembra. Francesco. Sì. È partito quando da qui? Allora, mio nonno è partito nel 1918, dopo la prima guerra mondiale, e quindi io l'ho conosciuto, e purtroppo lui è mancato quando io avevo 11 anni, quindi ovviamente che ho dei ricordi abbastanza precisi, anche se ero piccolo, però diciamo molte storie che lui mi raccontava sia del paese sia della guerra, no? Diciamo, perché questi ricordi di guerra erano sempre presenti, no? Ecco, tua nonna dal cognome dovrebbe essere originaria di dove? Mia nonna invece era siciliana. Siciliana, sono perché conosciuti in Argentina, ho visto che c'era un cognome, ho detto questo è un cognome diciamo così italiano, ma non sardo. Non sardo, sì. Esatto. Sì, ecco. Sì, e quindi poi tuo nonno che cosa ha fatto come mestiere? Mio nonno è arrivato a Buenos Aires insieme a due fratelli. Loro hanno lavorato nelle ferrovie, perché all'epoca in Argentina stavano crescendo le ferrovie, e 2 anni dopo sono stati chiamati da un altro paesano
che abitava a Mendoza che è la mia città di nascita, è la prima città in Argentina in produzione del vino. Il 70% Ecco. del vino in Argentina si produce a Mendoza. Quindi sono arrivati a Mendoza, hanno lavorato come contadini e poi anche come muratori nella costruzione anche a Mendoza. Poi tuo padre, cioè, ha proseguito, diciamo così, nelle tracce di tuo nonno o si è occupato di altro, insomma? Mio padre... Ecco, per dire, normalmente gli emigrati su quali mestieri si orientavano in quel periodo? Allora, molti degli emigrati, diciamo, arrivavano che avevano o un fratello o un paesano che era già arrivato prima in Argentina e quindi si occupavano, molti, almeno dalla mia esperienza, molti si occupavano della costruzione, hanno lavorato in costruzione, edilizia, esatto, insomma. muratori, ma anche contadini, tanti contadini, diciamo diversi mestieri, anche nella produzione alimentare, ad esempio. Perché poi in Argentina, diciamo, ci sono 8 circoli sardi, quindi è uno dei paesi in cui ci sono più circoli sardi del mondo, no? E quindi delle professioni più svariate, diciamo, ad esempio c'è stato il presidente della Federazione Sarda Argentina, Cosimo Tavera, che è venuto a mancare adesso pochi anni fa. Adesso la figlia continua come presidente della federazione, che è Margarita Tavera, che lui aveva una fabbrica di salumi e di insaccati a Buenos Aires, tanto per dire, no? Poi altri hanno lavorato in turismo, in diverse attività, veramente. In che cosa si è caratterizzata la presenza dei sardi? Cioè, che cosa hanno portato della Sardegna i sardi in Argentina? Allora, le abitudini dei sardi, diciamo, il modo di vivere, il modo di mangiare, diciamo, come posso dire, la forma di conservare gli alimentari, tanto per dire, no? Questo l'hanno portato da sempre, infatti la cucina in Argentina è un mix di tutti questi culture, apporti di esterni cucine, che ci sono ovviamente stati. l'Argentina è un paese di emigrazione, diciamo, che ha accolto tanti emigrati di tanti paesi, però quelli italiani ovviamente hanno avuto sempre una presenza molto forte, e tra questi italiani anche i sardi, quindi molti piatti della cucina, diciamo, prevale la cucina italiana, no? Ecco, la famiglia, cioè si partiva qui da una cultura che molti chiamano di matriarcato, ma Bacchisio Bandino l'ha centrata meglio, dice matricentrico più che matriarcato. Ecco, la famiglia sarda che si trasferisce in Argentina, quale tipo di vita fa? Cioè, come è organizzata la famiglia sarda in Argentina? Allora, intanto che diciamo, già nel 1936 è nata la prima associazione dei sardi nella città di Buenos Aires, che è nata come punto di incontro per tutta la collettività sarda che era già presente in città. Questo perché? Perché era il punto di ritrovo, diciamo, di tutti quelli che arrivavano, che magari non conoscevano altre persone o che magari era una forma di fare amicizia tra di loro, no? Quindi molti sardi si sono conosciuti con sua moglie, con sua fidanzata del luogo, insomma, certo. In questa associazione, e devo dire che hanno creato famiglie molto grandi, molto, diciamo, vivendo con molta allegria, diciamo, il fatto del suo essere sardo in Argentina come emigrato, diciamo. Al di là della tristezza di lasciare la propria terra, comunque l'Argentina è stato sempre un paese
che ha accolto molto bene l'emigrato, diciamo, perché Cioè, lo ha messo un po' a suo agio, diciamo, messo un po' a non suo l'ha agio. ostacolato, non l'ha visto come una cosa ostile, Assolutamente, come si sta assolutamente. vedendo adesso qualche immigrato che viene, e non ci dimentichiamo troppo Esatto. facilmente che siamo stati anche noi immigrati. Ecco, Esatto. del resto della cultura sarda, che cosa si è portato dietro chi è andato in Argentina? Lingua, per esempio, modo di cantare e così via. Allora, ad esempio ci abbiamo uno dei circoli che possiede un gruppo di ballo sardo che è unico in Argentina, che è il Circolo Sardo di Rosario, che è una città a 300 km da Buenos Aires, ma sì, anche alcuni sardi che cantavano già qui prima di emigrare, anche loro hanno portato questa cultura del canto. Adesso ormai ovviamente sono figli e nipoti, diciamo, Nipoti, ormai certo. nei circoli ci sono sardi di Quarta seconda, generazione. terza e quarta generazione, che certo. devo dire che in questi ultimi anni la regione Sardegna comunque sta collaborando anche molto per attrarre di nuovo l'attenzione dei più giovani, di farli conoscere un po' il mondo della sardità, farli venire in Sardegna, diciamo, lavorare nel turismo. Riappropriare. Questo che faremo, questa attività che è stata organizzata oggi è proprio nell'ambito In quella prospettiva, insomma. Esatto, del turismo delle radici, quindi di recuperare queste radici. Ecco, quindi il turismo delle radici è anche un progetto, cioè non è solo, diciamo così, un ritorno. È un progetto del Ministero degli Affari Esteri in cui hanno partecipato tutte le regioni italiane e in particolare i comuni di meno di 3.000 abitanti, perché l'idea di questo progetto è stata proprio quella di valorizzare questi comuni e renderli più visibili anche al turismo in generale e soprattutto a quelli che siamo discendenti, come in questo caso, di vittesi che abitiamo all'estero. Un po' si assomiglia al progetto Itac, che è stato similare, realizzato in Europa per, diciamo così, per gli immigrati sardi in Europa, insomma. Esatto, sì, progetto esatto. Itaca che sta andando avanti un po' a fatica, però sta andando avanti progetto questo, quello, sì, infatti. C'è qualche famiglia che usa il sardo in Argentina? Allora, diciamo che dei sardi che ancora, diciamo, dei primi emigrati, che sono ancora che abitano ancora a Buenos Aires, sì. che magari lo parlano con i figli, sì, in alcune famiglie ancora si parla, ovviamente man mano che passano gli anni purtroppo questi primi sardi emigrati ci stanno lasciando, perché già sono persone che ormai hanno più di 85, 90, certo. Alcuni sono arrivati ai 100 anni. Certo. Quindi in questi ultimi anni devo dire la verità che ci hanno lasciato molti di questi primi emigrati, però la cosa importante è che con queste associazioni si riesce a mantenere sempre il legame sia con la regione Sardegna, ma anche il legame a livello di comunità, nel senso, ad esempio, come stiamo facendo noi adesso con questa città di Vitti, che sono legami molto forti, diciamo, da anni e che comunque continuiamo a tenere presente, no? Ecco, l'Argentina ha subito diverse tempeste politiche. Diciamo, c'è anche la leggenda di Juan Perón, che sarebbe Giovanni Piras, difficilmente provarla e così via. Però come si è comportata la comunità sarda nel periodo dei desaparecidos, eccetera, eccetera? In qualche maniera ne avete subito danno o influenza, diciamo? Ci sono 3 sardi che sì, hanno subito questo periodo.
che sono Mastinu e Marras, che erano proprio della zona del circolo Radici Sarde, lì nella zona nord di Buenos Aires, e a Tres Nuraghes, qui in Sardegna, hanno creato un centro proprio in memoria di questi due desaparecidos sardi, diciamo per valorizzare la loro vita. Sì, veramente è stato un periodo molto terribile della storia argentina che non possiamo dimenticare ancora. C'è qualche espressione politica della comunità sarda, nel senso, ci sono sardi che hanno fatto il sindaco, hanno fatto i consiglieri comunali, oppure anche gradi più alti di impegno politico? Diciamo che a livello di alcuni comuni può darsi sì che ci sono alcuni sardi che hanno intervenuto in politica, sì, agli anni passati magari, non attualmente, almeno che sia di mia conoscenza, no, però Non ce ne in sono. alcuni anni passati sì, sicuramente. Quindi Bene, ok. l'Argentina soffre anche questo male endemico della inflazione che ogni tanto si presenta anche in maniera molto pesante. Sì. Che riflesso ha su di voi, insomma? Allora, l'attuale governo, per fortuna, in questo ultimo anno e mezzo che si è insediato il governo Milei, è riuscito a controllare l'inflazione, che infatti è una delle principali motivazioni della crisi economica argentina, quindi speriamo che nei prossimi mesi, il prossimo anno la situazione economica continuerà a migliorare. Sì, veramente. Va bene, penso Ti ringrazio di tanto. aver toccato diversi argomenti. Ce ne sarebbero anche altri, ma si allungherebbe un pochettino Perché troppo. stiamo iniziando. Infatti, Grazie, anche Cristiano, quello. grazie. A me vedere. Ciao, Grazie ciao, mille. ciao, 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 ciao. Grazie. Bene, come andiamo a giocare appunto a commentare l'opera teatrale, ecco qua sono già pronto, Sinocche, e la trasmettiamo in diretta.